Si discute oggi dell'eccellenza e innovazione a servizio della comunità agrigentina, il 118 in Sicilia, ma in particolare anche ad Agrigento. Ecco, lei come vicepresidente che tipo di relazione farà e quale sarà il congiuntivo dell'attività svolta fino adesso, ma anche in una prospettiva di futuro? Innanzitutto ringrazio Sua Eminenza Monsignor Damiano e il direttore della Biblioteca Lucchesiana, Don Angelo Chillura, per averci concesso questa location meravigliosa che permette di presentare il sistema 118 in Sicilia e la nostra società, che è la SEUS. La mia relazione partirà un po' dall'analisi del passato, perché su quello che è stato fatto. Poi dibatterò soprattutto sull'emergenza Covid che ha stravolto praticamente anche i nostri modi di organizzazione, soprattutto al fine di garantire la sicurezza, e soprattutto ci proietteremo anche nel futuro perché stiamo cercando di digitalizzare al massimo i processi, diciamo, produttivi, e nella fattispecie con il rinnovo delle ambulanze sarà un rinnovo con, diciamo, delle dotazioni digitali, per cui l'ambulanza non sarà più soltanto un mezzo di trasporto, ma diventa un terminale che si collega direttamente con il pronto soccorso, in modo tale che il paziente, una volta poi accolto in pronto soccorso, già si sappia preventivamente quelle che sono le patologie, e ciò permette una migliore efficacia nell'intervento di soccorso, di emergenza. Oggi ad Agrigento per parlare di novità, ma fare anche il punto di ciò che è stata l'attività della vostra azienda. Ma certamente è stato fatto un grande lavoro. Io parlo chiaramente per quello che è il periodo della mia governance. Dal 2023 ad oggi abbiamo chiuso importanti istituti contrattuali, stiamo portando avanti un rinnovo parco mezzi, cercheremo di implementare l'organico degli autisti soccorritori, abbiamo portato avanti l'importante progetto che è il 118 digitale, che consente anche una più rapida connessione fra l'equipaggio e i pronto soccorso. Insomma, c'è stato un grande lavoro per essere presenti al servizio della comunità. Chiaramente tutto però merito dei ragazzi, quelli che io chiamo gli angeli del soccorso, i nostri autisti soccorritori, che insieme ai sanitari rappresentano un'arma, tra virgolette, per la nostra comunità, per essere sempre al fianco dei nostri cittadini. Assolutamente, oggi in questa bellissima sede che ci ospita parleremo di soccorso sanitario, naturalmente illustreremo quella che è la nostra attività sul territorio giornaliera con i dati dell'anno trascorso, ma principalmente parleremo di prospettive di innovazione tecnologica, prospettive che sicuramente vanno nell'ottica di un miglioramento della qualità di assistenza ai pazienti in emergenza-urgenza. Ecco, ad Agrigento in particolare che tipo di emergenze abbiamo? Allora, Agrigento rappresenta il 46% di tutti gli interventi della macroarea, quindi l'elevata popolazione incide tantissimo, tutto questo è aggravato dall'elevatissimo flusso turistico che la Valle dei Templi ha, e quindi naturalmente si trova di tutto, ma la nostra attenzione è principalmente sulle patologie tempo dipendenti, quindi dove lì il tempo ha un ruolo fondamentale. Oggi presente a questa iniziativa, ecco quanto è importante il ruolo del 118 in provincia ma anche in Sicilia per l'attività che svolge. Il 118 oggi ha un ruolo fondamentale in quella che è l'assistenza sanitaria ai pazienti già sul territorio. Siamo partiti da una fase in cui le ambulanze erano fondamentalmente di corredo all'attività sanitaria, oggi sono la base fondamentale del soccorso, perché oggi si parla di patologie tempo-dipendenti, quindi prima si arriva nella struttura più idonea e non la più vicina, ma quella più idonea meglio è sicuramente. Oggi parliamo di questo, oggi ci confrontiamo per capire lo stato dell'arte, per capire tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e tutto quello che si può fare ancora.